Chi ha rubato la borsa a Giovanna Trovò potrebbe avere le ore contate. I carabinieri sono sulle loro tracce, perché potrebbe trattarsi non di un semplice, si fa per dire, furto, ma di qualcosa di ben più grave. La signora Giovanna, 79 anni, infatti, dopo che le è stata portata via la borsetta, è tornata a casa sotto shock e impaurita e ha avuto un malore fatale. Inutile la corsa dell'ambulanza e il sostegno dei figli, che ora sono chiusi nel dolore. Un cliente è entrato dentro dicendomi che c'era questa signora che era tutta agitata, poveretta, perché gli avevano appena rubato la borsetta e poi anch'io sono uscito a vedere e ho visto che c'era la signora Silvana che l'aveva soccorsa e quindi era in buone mani. Giovanna si stava riposando sulla panchina di Piazza Battisti prima di tornare nella sua abitazione. I due la distraggono e le rubano la borsa. Magro il bottino, il bancomat era a casa, rimanevano circa 50 euro, ma il trauma è forte, chiede aiuto. Dalla gioielleria esce Silvana, dalla tabaccheria i clienti. Che la signora stesse male, quello me l'hanno confermato più di qualche cliente che entrava e usciva, che hanno visto un po'. Che già da subito la signora era molto spaesata, lo sarei stato anch'io comunque. Mi dispiace tantissimo per la signora perché noi la conoscevamo, era abituée della passeggiata quotidiana qua in centro, sempre bella cotonata, bella elegante, una signora distinta che si fermava a guardare chi passava e non meritava di rimanere qui le ultime ore della sua vita con questo trauma. La telecamera della tabaccheria ha ripreso tutta la scena. I due sembra siano volti noti di conselve, si aggirano spesso per le piazze, c'è chi li ha visti la sera stessa del furto. I due balordi erano seduti su quella vetrina lì da qualche minuto perché ero uscito più volte dalla tabaccheria e li vedevo che erano lì da parecchi minuti e sono dei ragazzotti, degli uomini qua del paese, anche perché in piazza bene o male sono riconosciuti. I due potrebbero essere denunciati per morte come conseguenza di altro delitto, una morte non voluta, certo. Inoltre ci sono da verificare le condizioni di salute dell'anziana, ma ciò che conta è che la signora Giovanna non c'è più.